Dura per un giorno, ma è una mostra itinerante che già ha avuto delle mostre in Liguria, a Dolceacqua, che ha avuto praticamente a Loccate Triulzi, a Milano, eccetera. E ora abbiamo questa meravigliosa occasione a Palazzo Ducale con un'associazione qui degli Rugiadati che ci ha dato questa bellissima occasione di presentare questa mostra in questo bellissimo salone, e ne abbiamo approfittato, chiaramente anche se solo un giorno per noi è una cosa estremamente importante. Poi sappiamo che Dante è passato di qui, chiaramente con la mostra abbiamo fatto un libro e ci sono qui gli artisti che hanno realizzato questa mostra, che sono allievi o ex allievi dell'Accademia, anche artisti locali, artisti anche internazionali e alcuni ex docenti di Brera, e anche un docente dell'Accademia di Verona. Quindi chiaramente noi siamo partiti dalla poetica di Dante, infatti il libro si chiama La dipinta commedia, realizzato chiaramente nel 2021, che era l'anno dantesco, però diciamo che Dante supera gli anni, quindi è una mostra che chiaramente continuerà nel tempo, perché veramente più lo scopriamo più ha un fascino incredibile, e ogni artista ha interpretato una terzina, essenzialmente, libera, o dell'inferno, o del purgatorio, o del paradiso. Ci siamo trovati in realtà nella stessa situazione, nello stesso crogiuolo, noi con la pandemia, perché è nato nel momento clou del lockdown, quindi separati dal mondo, con morte civile, e leggendo Dante abbiamo riscontrato questa sintonia col suo esilio, con la sua morte da Firenze, col suo abbandono, col suo essere completamente in una situazione di esilio. Eravamo anche noi un po' esiliati. Questo ha fatto scattare una sintonia unica, per cui l'opera in realtà non è un libro, non è poesia, ma è un'opera di poesia visuale, cioè un'opera immaginativa che coglie quella che della Divina Commedia forse non è mai colta, che è il suo potere immaginifico e anche visionario, cioè la visione che Dante ha avuto dell'aldilà, dell'inferno, è una visione sofferta, e attraverso questa sofferenza che è stata sua, è stata nostra di questo periodo così terribile, la guerra, aggiungiamo anche la guerra, è scaturito veramente un progetto di liberazione, come lui ebbe a dire, e noi così alzeremo le ali e voleremo verso il sole e uscimmo a rivedere le stelle. Noi crediamo che lo sforzo è stato immane, immaginate confrontarsi con Dante, però che Dante dal suo empireo cielo si sia divertito e forse a noi ci sorrida. Voglio dedicare una poesia che ho dedicato a Dante, che apre un po' il libro, che è Gli occhi della memoria. Per occhi e per incantamenti, per occhi di perdute menti, lenta trascorre una musica dolce, per occhi scorre il tempo antico, felice il cuor che rivolto al cielo l'amor ritrovi e il tempo suo perduto, e che per occhi perdutamente ami.